La ricetta che prepariamo oggi è tra le più amate da grandi e piccini. Parliamo infatti delle ciambelline sarde. Biscotti di pasta frolla con marmellata tipici della nostra Sardegna. Scopriamo subito come preparare le nostre ciambelline sarde. Iniziamo preparando la pasta frolla. Disponete la farina a fontana insieme allo zucchero, al lievito per dolci e al burro tagliato a pezzi. Poi iniziate a mescolare tutti gli ingredienti e ad impastare. Un cucchiaino di cannella e la scorza grattugiata di un limone. Andiamo ad aggiungere le uova. Continuiamo ad impastare fino a quando otterremo un impasto liscio e compatto. Andiamo a formare una sfera che andremo ad avvolgere con della pellicola trasparente. Lasciamo riposare in frigorifero. Ora la nostra pasta frolla è pronta per essere lavorata. Stendiamo l'impasto aiutandoci con un mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro. Prendiamo un coppapasta e iniziamo a creare dei dischetti di 9 cm di diametro. Dividiamo in due parti i dischetti che abbiamo realizzato. Creiamo un foro al centro di una delle due metà. Ora prendiamo una placca da forno e rivestiamola con della carta. Quindi adagiamo le nostre ciambelle, ben distanziate tra di loro, e lasciamole in forno per circa 12 minuti. Lasciamole raffreddare qualche minuto, poi andiamo a prendere tutti i dischetti senza buco e spalmiamoci un velo di marmellata. Andiamo poi a coprirli con i dischetti bucati. Le nostre ciambelle stanno prendendo forma. Man mano poniamo le ciambelle su un piatto da portata e cospargiamole con un filo di zucchero a velo. Ed ecco qui, ciambelline sarde, a colazione, a merenda, a fine pasto. Ogni occasione è buona per gustarle. Scopri tutta la gamma di burro arborea.